La Kia Stonic GT Line ci ha portato alla scoperta dei luoghi incantati nel Friuli Collinare. Così, oltre ad apprezzare gli splendidi paesaggi, scoprire località incantate, ci siamo divertiti nella guida di un veicolo davvero interessante. Kia Stonic è una coreana di concezione europea, a cominciare dalla linea. Si ispira ad alcune forme dei SUV Kia di taglia più grande, con connotazioni decisamente personali. Nonostante la posizione di guida alta, le forme allargate alla base ed il baricentro basso, contribuiscono a darle un aspetto più sportivo rispetto a quanto ci si possa aspettare. Il merito va anche alla presa d'aria inferiore, al fascione nero laterale che è più inclinato verso l'alto e alle linee orizzontali del portellone posteriore. Iniziamo il nostro viaggio alla scoperta dei castelli del Friuli, partendo dal castello di Udine, simbolo del Friuli, già sede del patriarca di Aquileia e del luogotenente veneto della patria del Friuli. Divenne sede museale il 26 luglio 1906. Oggi il castello ospita al piano terra due allestimenti museali, il Museo del Risorgimento ed il Museo Archeologico. Dal castello di Udine partiamo attraverso strade pianeggianti prima e colline poi e raggiungiamo il castello di Brazza a Moruzzo, oggi residenza privata. Parlando della motorizzazione, abbiamo utilizzato la versione a benzina 1000 cm3 sovralimentata e 120 cavalli, abbinata al cambio automatico a 7 rapporti. Una vera sorpresa. Infatti, in modalità eco, il veicolo è tranquillo, le riprese ai semafori sono pacate e i consumi molto contenuti. Le sospensioni sono sufficientemente rigide e permettono un'ottima aderenza su ogni tipo di percorso, infatti Kia curva veloce e rolla poco, possiamo dire. Così, in un tratto come questo, proviamo anche le sospensioni in modalità sport. Poi, però solo attraverso l'uso del pulsante Mode posto davanti alla leva del cambio, le cose cambiano davvero ed il motore diventa estremamente performante, potremmo dire quasi cattivo. Kia Stonic GT Line è lunga 4,15 m, larga 1,76 m ed alta 1,52 m. La spaziosità a bordo è davvero eccellente, i materiali e le rifiniture sono di ottima fattura e la strumentazione è molto completa, facilmente utilizzabile sia dal guidatore che dal passeggero.
specialmente per quanto riguarda la parte di infotainment. Concludiamo il nostro percorso collinare di Kia Stonic GT Line sulle colline più a est di Udine. Infatti raggiungiamo Tarcento, Nimis ed il sito sul quale sorge la casaforte del Bergum, che è lo stesso citato in un documento del 1275 e chiamato Bergogna, posto nella vasta pianura compresa tra Remanzacco e Campeglio.